La lunga domenica del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, è iniziata presto e cominciata con una visita al centro Nazaret di Zelarino, una casa di riposo per anziani che comprende anche un hospice per malati oncologici, e il Patriarca Francesco ha voluto fermarsi qui per fare una carezza e dare una parola di conforto ai tanti ammalati. E qui siamo nella chiesa di San Lorenzo Giustiniani, dove sono tantissimi i giovani, gli scout, le coppie e le famiglie venute a dare il loro benvenuto al Patriarca Francesco. Ed ecco il saluto al sindaco, alla municipalità, agli abitanti nel cuore della terraferma veneziana, Piazza Ferretto a Mestre. Qui per il Patriarca? Sì, per il Patriarca, per dare il benvenuto a Venezia a questo nuovo pastore. Che cosa pensa? Ma io penso bene, speriamo proprio bene. L'ho sentito ieri, quello che ha detto a Mira, mi è sembrato una persona adatta per questo periodo. Cosa l'ha colpita di più? Ma i problemi del lavoro, che è molto attento ai problemi del lavoro. Abbiamo avuto l'occasione di vederlo in prima persona, proprio un'emozione, siamo felici. Monsignor Fausto Bonini, una giornata importantissima, tanto attesa questa per tutta la diocesi di Venezia e per la terraferma veneziana. In particolare per questa città di Mestre, che in questa piazza sta dimostrando quanta gente sta aspettando il nuovo pastore e lo accoglie proprio come qualcuno che è mandato da Dio, senza preconcetti, senza pregiudizi, in attesa che sia il dono più grande che il Signore poteva farci. Lo aspettiamo con gioia, una piazza piena di gente, un duomo stracolmo di gente che lo aspetta. Sia il benvenuto.